Buonasera a tutti e benvenuti ai giornali delle 7. Oggi dell'economia e lavoro dobbiamo dire che domani il prestito promesso alla Grecia da 10 milioni di euro sarà fatto effettivo dal Banco Centrale Europeo. Ieri sono usciti gli ultimi risultati della situazione laborale nella Spagna. I dati sono ancora più cattivi del mese scorso. Vi lascio con la cronaca. Sono stati ritrovati i dipinti del 500 che c'erano stati rubati dalla Galleria degli Uffizi di Firenze il mese scorso. Ieri sera nel bar La Risuegna una macchina si è incastrata nella vetrina per rubare, ma per fortuna la polizia è arrivata veloce. Questa mattina la popolazione di Melilla è stata svegliata dalla scossa di un terremoto. E passiamo con il trasporto e servizio pubblico. Allora, nei prossimi giorni sarà inaugurata una nuova linea d'autobus che possibilitarà arrivare fino all'aeroporto da Ovaire ogni giorno e così sarà più facile viaggiare per i cittadini di Lleida. Molti passeggeri del treno non sono arrivati alla sua destinazione ieri sera perché la notte scorsa è stato rubato il cavo elettrico dalla catenaria. Vi lascio con gli spettacoli. Spettacoli. Sabato prossimo la Gioconda sarà trasferita per 3 mesi alla nostra città e si potrà visitare al Museo di Lleida. Anche per tutto il mese di febbraio i biglietti per andare allo spettacolo della Passione di Cervera saranno venduti a metà prezzo. E oggi dallo sport dobbiamo ricordare che mercoledì sera la partita di calcio tra il Lleida e il Barcellona sarà trasmessa in TV. E anche la domenica scorsa è stata giocata la finale della Super Bowl tra i San Francisco 49ers e i Miami Dolphins. Molto interessanti. Ambiente e salute. La settimana scorsa è stata iniziata la campagna per la vaccinazione contro l'influenza e questo pomeriggio sarà presentata la campagna chiamata Boschi Urbani, una persona, un albero, che propone che tutte le famiglie plantino e tutelino un albero del nuovo parco che crescerà all'ombra del castello. E tutto è finito. Grazie mille.